Va ora in onda la rassegna stampa. Pioggerella, dice il nostro computer, pioggerella su Milano. Pioggerella che potrebbe anche trasformarsi in nevischio, la cosa ci piace molto, dici Sammy, ci manca soltanto la neve. Le code che non c'erano ieri, ragazzi, a Milano, mi hanno raccontato i colleghi per arrivare qui a Radio Libertà. Vedi, uscire prima delle 5 del mattino non è male, è una brutta vita, ma ha i suoi privilegi. Sì, buongiorno, in arrivo la neve, quindi attenzione, mi raccomando, soprattutto chi abita in zone un po' più elevate, non al quinto piano, ma magari siete in collina, insomma, pensate che in questo weekend potrebbe esserci qualcosa di un po' frush, scivoloso. Buongiorno, come va? Oh, siamo arrivati a venerdì. Quanti ne abbiamo? Oggi è il 21 novembre 2025. Buon mattino da Sammy Varininque e soprattutto buongiorno a chi si appresta a girar già per mercatini. Oggi, domani, in gran parte d'Italia si accendono ufficialmente le luci, anche se qualcuno ha fatto il furbo, le ha già accese, e quindi sarà anche bello, poetico in molte zone d'Italia visitare i nostri paesi, le nostre città tutte illuminate. Chiaramente, se volete qualche idea, ve le porto, sì, perché come ogni domenica alle 12:30 ci sarà È tutto un magna magna, gli appuntamenti da non scordare con feste, sagre e cose belle. Ma già questa mattina Sammy Varin vi darà qualche ideuzza, perché nel weekend è in arrivo la festa della Lega Lombarda a Castelcovati in provincia di Brescia e ragazzi praticamente ci sono tutti, con la scusa che ci sono le elezioni e quindi non si può fare politica in questo weekend, si vota domenica e lunedì in Puglia, in Campania, in Veneto, e ci ritroviamo tutti alla festa della Lega Lombarda di Castelcovati in provincia di Brescia. Tutti, ma dico tutti. Ma avremo modo di parlarne. Intanto il buon mattino vi arriva a voi che state lavorando già e mi sentite con le cuffiette. Voi che non lavorate perché lo avete già fatto tanti anni fa e siete in pensione, bravi, e ve ne state tranquillamente a titillarvi sul letto ascoltando il Sammy Varinetto e soprattutto preparando, speriamo, la moglie si renda utile, faccia una buona colazione. Buongiorno anche a voi che siete in auto, e certo, mezzi congelati perché la temperatura è scesa di tanto, ma come prima cosa si accende la radio, minimo schiacciate DAB sul cruscotto della vostra autoradio e trovate Radio Libertà tra le 1000 nuove radio che appaiono in questa recentissima banda tecnologica che vi fa ascoltare radio che prima esistevano solo su internet, capito? E che invece adesso con il DAB, che non c'entra niente l'internet, potete usufruirne. Il buon mattino Sammy Varino lo porta con il sito di Radio Libertà, ragazzi. Ve lo sto dicendo perché sta avendo un successo pazzesco, soprattutto in queste settimane che succedono cose e che vanno commentate. Cosa c'ha di particolare questo sito? Che ospita commenti di personalità che non trovano spazio sugli altri giornali, e a qualcuno di voi verrà in mente ci sarà un motivo, già, per quello che dicono. Il consiglietto è quello di farci un giro, www.radiolibertà.net, ecco l'apertura con il nostro direttore Giovanni Sallusti. Zelensky smonta l'orsignori zelenschiani, vado da Trump, e in effetti su tutti i quotidiani quest'oggi c'è questa pace che potrebbe arrivare, i 28 punti di una pace che però non è stata siglata con Zelensky, e uno dice ma chi l'ha decisa? E l'hanno decisa Trump e Putin. Stiamo a vedere di cosa si tratta. Sempre sul sito di Radio Libertà, me la tiro, ci sono i giornali visti da Sammy Varin, ragazzi, le selezioni fatte da me stesso all'interno della mia rassegna stampa con le notizie più particolari, le più curiose, quelle che secondo me escono dalla solita nomenclatura e meritano attenzione. Sì, perché la rassegna stampa che sta per partire serve soprattutto per farvi capire
che c'è ancora una buona politica, che ci sono notizie alle quali non viene dato risalto, che invece meritano molto risalto. E infatti io non vi faccio assolutamente annoiare in questa rassegna stampa, dico cose che gli altri non dicono e non vi faccio sbadigliare. Giuro, soddisfatti o rimborsati. Se fate uno sbadiglio durante questa rassegna stampa, fermo lì, fermo, cosa stai facendo? Lo ha fatto il regista lo sbadiglio. Buongiorno, Simone 1, Simone 2 aspettano il panettone. Allora, guardate dove clicco, sul sito di Radio Libertà, aprite la tendina, scendo, fate picciu picciu e scendete a Dona Ora. Dona Ora, c'è una sottotendina con scritto dona un panettone, e quindi non c'è, cosa sta cercando la tendina? Non c'è dona un panettone, c'è una sottotendina dona un panettone a Simone, perché poi c'è una sotto dona un panettone al pistacchio a Simone 2, Simone 1. Simone, tu non la vuoi a pistacchio, cosa lo vuoi? Frega niente. Io mi accontento del panettone, non sono così schizzinoso. Capito? Come Simone. Ma lui è raffinato, sai, lui la sera, la birretta, eccetera, e tu vai al bar e ti ritrovi ancora con Simone che parla, ma siete pazzi voi, cioè, capisci che ci sono due registi che hanno lo stesso nome, vanno al bar e si ritrovano ancora ad ascoltarsi al bar, cioè, ma siete innamorati, poi lo puoi anche dire Simone, vi amate, vi amiamo. No, mi perseguite e basta, me lo ritrovo ovunque. Cioè, capito? Uno va al bar, dice oh me ne sto bello tranquillo, e in una Milano gigantesca si ritrova l'altro Simone che gli parla nelle orecchie. È una cosa inspiegabile, ma chissà, un giorno forse la capiremo. Avete capito, insomma, che se volete fare un regalo alla nostra redazione, perché vi stiamo simpatici o antipatici, mi raccomando, il sito radiolibertà.net, non donate un panettone, ma ci date quei 5 euro, che magari sono anche 50, che ci permettono di migliorare la nostra emittente. Chiaramente, se passate da Milano, dovete venirci a trovare. Via Bellerio 41 Milano, a fuoricentro la metropolitana, quella, la linea è quella gialla, non potete sbagliare, 500 metri a piedi non ve li toglie nessuno, citofonate radio dove ci sono i militari di guardia, la parola d'ordine è Semmivarin, voi dite Semmivarin ai militari, vi arrestano subito, ci venite a trovare e ci portate un panettone al pistacchio, ma scusa, ma ci vuole tanto, che cacchio, un panettone al pistacchio. Dici che è tempo di cominciare la rassegna stampa, ma volevo parlare d'altro, diciamo. No, scherzo, anche perché oggi parto con la stampa, signori, famolo strano, non mi era mai successo. Perché la stampa? Perché c'è dentro roba interessante. In primissimo piano c'è l'Ucraina, perché è l'argomento standard di tutti i giornali. Ecco i 28 punti. Zelensky apre a Trump. Il leader dice ne parlerò con la Casa Bianca. Europa spiazzata, gli USA ci coinvolgano. Nel piano di pace consegnato a Kiev condizioni meno dure su esercito e lingua. Insomma, il nuovo piano di pace per l'Ucraina prodotto dall'amministrazione Trump è arrivato sulla scrivania di Zelensky, che prova a ottenere condizioni migliori. L'Europa però è spiazzata. Sul quotidiano La Stampa, tra i commenti, più che una trattativa è uno show business, Volodymyr più debole costretto a tentennare, ma ancora Donald il giustiziere e i Dem messi al muro, e nelle interviste Savoini. Al Cremlino non capiscono l'Italia. Oh, ecco perché Semmivarino ha scelto il ha scelto il quotidiano La Stampa, perché oggi sulla Stampa c'è l'intervista a Savoini, storico, leghista, consigliere di Matteo Salvini e cos'altro, gliene hanno appioppate di tutti i colori, e chiaramente lo vedavamo, io che lavoro qui praticamente dalla fine degli anni '80, ho frequentato anche il quotidiano La Padania, dove vedevo Savoini, certamente. Scendendo sulla Stampa,
sto guardando se deve essere Mattia Feltri, dice cose interessanti? No, cioè non dice cose che ci possono... Ah, come no? Lo dice sì, che cavolo. Sì, Mattia Feltri, il buongiorno di Mattia Feltri parla di uno degli argomenti del giorno, anche se sembra sparito dai quotidiani, è però l'argomento del giorno, la nuova legge sul sesso. Alla fine dobbiamo chiamarla così, non è sul sesso, ma è sulla violenza contro le donne, che fa discutere, ma per il momento è una discussione, parliamone a bassa voce, perché quando ci sono di mezzo le violenze sulle donne, chiaramente sono robe che ci fanno girare le palle a tutti, uomini, donne, travestiti, di qualunque gusto sessuale abbiate. Non bisogna violentare, non bisogna picchiare nessuno. Il problema è che la nostra vita di oggi è piena di violenze, non solo sessuali, e quindi si cerca di fare leggi. Ma questa legge è un po' strana, è un po' particolare, signori. Ieri abbiamo intervistato Simonetta Matone, che è tra una di quelle che ha parlato in Parlamento, e ora tutto passa al Senato e dovranno decidere. La cosa particolare è che c'è stato un 100% di adesione in Parlamento, cioè sono tutti d'accordo su questa legge. Una grande svolta sul tema della violenza contro le donne, un consenso continuativo bisogna chiedere alla donna quando ci fai l'amore, e questa è una delle domande che sono arrivate al 340 6709 659, e anche oggi chiaramente siete autorizzati a scrivermi su qualunque argomento. Uno strumento estremamente utile all'interno dei processi. Sì, ma nella vita reale che cosa vuol dire questa legge? Vuol dire che ci dovrà essere un consenso esplicito, libero ed attuale nel corso del rapporto con questa persona. Capisci, dal punto di vista processuale è chiaro che insomma qualunque guaio finiremo noi uomini, saremo condannati, lo diciamo senza peli sulla lingua, assolutamente, molto spesso ce lo meritiamo, ma tecnicamente come funzionerà? Cioè, quando usciamo con una ragazza, magari per la prima volta, e vediamo che lei sembra che ci stia, scusate, parlo proprio in termini, e allora ci avviciniamo e magari, insomma, non è che gli puoi chiedere senti, vuoi fare l'amore? Dai, facciamo una scopatina. No, dai, si dice così. Ma io spero di no, veramente. Ai miei tempi si facevano dei giri di parole, delle lucubrazioni, si cercava di parlare bene, sai, io lavoro in radio, sai, io sì, faccio rassegna stampa ogni giorno, se vuoi ti mando un saluto. Si cercava di ipnotizzarla con picciu, strane parole, e poi magari si iniziava ad abbracciarla. Oddio mio, adesso si ha paura a fare qualunque cosa. Se per caso fai qualcosa che lei non è d'accordo, e come fai a sapere che non è d'accordo? Te lo dice? Ma se non te lo dice, glielo devi chiedere, capito? Glielo devi chiedere. Allora ti leggo il buongiorno di Mattia Feltri, perché comunque poi la risentiremo la Simonetta Matone questa mattina, perché giustamente ha parlato qui a Radio Libertà e ha parlato anche nell'emiciclo di questa legge che mette d'accordo tutti, e parte forse da uno scritto della Boldrini, e questo magari ci ha procurato problemi. Ci scherzavamo mesi fa dicendo adesso dovremmo chiedere il permesso scritto prima di fare all'amore. Non è certamente così, però vabbè, vi leggo cosa scrive Mattia Feltri oggi sul quotidiano La Stampa. È sempre una complicazione spiegare perché è inutile battersi per i diritti se prima non ci si occupa del diritto, ossia della scienza che stabilisce e protegge i limiti della nostra libertà. Cioè, se non ci occupiamo dell'amministrazione della giustizia, dei processi, del carcere, se non ci occupiamo di come viene usata la forza mostruosa che abbiamo delegato allo Stato di togliere la libertà, non avremo le fondamenta su cui intendiamo edificare il castello dei diritti, destinato così a tracollare. L'esempio perfetto arriva dalle ampie intese con cui destra e sinistra hanno appena approvato una nuova legge contro la violenza sessuale.
L'essenza è spiegata da Simonetta Matone, ex magistrato e parlamentare della Lega. Non sarà la vittima a dover provare la sua resistenza, ma sarà l'imputato a dover dimostrare un consenso fermo, esplicito e per tutta la durata dell'atto. Con questa decisione si è voluto evitare alla vittima il calvario di entrare nei dettagli, di raccontare, magari di giustificarsi per un comportamento o un abbigliamento sacrosanto, ma per farlo si è finito con il ribaltare un caposaldo del diritto liberale. Non è lo Stato titolare della forza mostruosa a dimostrare la mia colpevolezza, sono invece io chiamato a dimostrare la mia innocenza. Dunque non sono più innocente fino a prova contraria, come dice la Costituzione, fino a prova contraria sono colpevole. Questo significa rinunciare al diritto della democrazia per tornare all'arbitrio della tirannia e credere di aumentare i diritti delle donne riducendo quelli degli uomini non è giustizia, è resa dei conti. Mattia Feltri oggi sul quotidiano La Stampa la racconta un po', devo dire, come l'avete raccontata voi ascoltatori ieri in diretta allo 0292947222, dopo le 9 apriremo le linee, ma anche già in questo momento potete scrivermi o farmi un audio con il vostro pensiero inviandolo al 340 67 09 659. Lungi da me chiaramente fare polemica su una legge bipartisan, ci mancherebbe, che cerca di fare un po' di chiarezza, che soprattutto in sede processuale, perché sai che saltava fuori poi la domanda alla donna dicendo ma lei ha reagito? Sì, ho reagito, ma dopo 12 secondi. Hai aspettato troppo, allora vuol dire che ci stava, hai capito? Cioè evitare queste situazioni tragiche per cui se la donna rimane impietrita davanti all'uomo che fa cose e allora vuol dire che ci sta, capisci? Nello stesso tempo l'uomo però che cosa deve fare a questo punto? Deve fartelo mettere per iscritto che questa sera faremo cose e te lo deve chiedere ogni 10 secondi. Come va? Sto andando bene? Sto facendo cose? Poi dipende anche dal rapporto che ci hai con questa donna, perdonami. Ci sono dei rapporti bellissimi in cui ci si dice veramente di tutto e ci sono altre persone che non riescono a parlare di determinati argomenti. Ditemi la vostra, per favore, perché riguarda tutti noi, signori, e soprattutto il nostro futuro di Playboy. Non so la vostra vita sessuale come sia, però sinceramente a quel punto qualcuno ieri mi ha scritto allora è meglio da domani andare a prostitute. Fate gli spiritosi, guarda che ridono i registi, lo fate già tutte le sere, magari potete anche redimervi, cominciare a mettere su famiglia, ma nello stesso tempo selezionate accuratamente la moglie. Stiamo scherzando, non so se avete capito, ma questa è una rassegna stampa poco seria, infatti mi ascoltano un fracco di cazzoni che vogliono anche un po' ridere, vi ringrazio perché sono anche colleghi di radio, alcuni anche importanti, che scelgono Radio Libertà e Sammy Varin perché mi conoscono da una vita, faccio radio dagli anni '80 ed effettivamente sanno che con me non ci si annoia, perché la radio serve a questo, a non annoiare, a tenere compagnia, a informare, a raccontare cose possibilmente che altri non vi dicono, e allora ha scelto quella giusta, ragazzi. Pagina 5 del quotidiano La Stampa. Oggi mi sento un poco comunista e amico di Putin, e allora vado dal mio amico Gianluca Savoini, perché oggi viene intervistato a pagina 5 del quotidiano La Stampa, e lo so che lo vorreste qui, quanto lo so, ogni tanto Cainarca lo intervista. A proposito, ricordiamo la sua trasmissione non è più in rassegna stampa. Giulio Cainarca da più di un anno si è spostato a dopo le 10 in una trasmissione seguitissima perché fa approfondimenti belli tosti. Gianluca Savoini a pagina 5 della Stampa: sono stato a Mosca 2 settimane fa, non capiscono la chiusura dell'Italia a Putin. Il consulente di Salvini: la storia che la Russia minaccerebbe l'Europa ingrassa solo l'industria militare.
Federico Capurso: sarebbe ingiusto continuare a chiamare Gianluca Savoini l'uomo del Metropol, che mi viene sempre in mente il cinema sotto i portici a Monza, zona Triante, frequentato probabilmente, no, sono troppo giovani, da quei balordi che vanno in giro ad ammazzare la gente. Gli italiani lo hanno conosciuto così nel 2018, Savoini, protagonista dell'inchiesta sul presunto traffico di fondi neri dalla Russia alla Lega, ma quell'indagine, dopo avermi devastato per 3 anni, si è risolta in un niente, con la richiesta di archiviazione avanzata dai PM. È corretto dire che però Savoini sia ancora l'uomo di Matteo Salvini a Mosca. Lui non lo nasconde. Lavoro per Matteo, lo aiuto, lo consiglio sulla politica estera. Si diceva nel partito che il leader lo avesse allontanato e invece ci sentiamo spesso, ci incontriamo regolarmente. Mi ha chiesto di vederci appena posso, ma ora c'è il voto in Veneto e non voglio disturbarlo. Comunque tutte le volte che parliamo penso che sulla Russia abbiamo sempre avuto ragione noi. Quale ragione? Quando noi leghisti andavamo lì, stringevamo rapporti, creavamo canali, lo facevamo per fare gli interessi dell'Italia. Ora nessun esponente politico italiano parla più con i russi. Lei sì? Ero lì 2 settimane fa. Ragazzi, si eccita il giornalista, si eccita politicamente il giornalista della Stampa, a fare cosa? A fare cosa? A che scopo? Mia moglie è russa. Visita solo familiare, gli chiede, anche familiare. Lì ho amici da tempo immemorabile, li vedo volentieri, ho incontri politici, sono rapporti che non ho mai reciso. Cosa le dicono i russi negli incontri politici? Che non capiscono il nostro atteggiamento, pensano che siamo ostaggio di Bruxelles. Cos'è che non capiscono? Il motivo per cui abbiamo chiuso ogni rapporto con loro e non manteniamo invece una posizione equidistante. L'Ucraina è alle porte dell'Europa, dice la Stampa, risponde Savoini. L'Ucraina non era nostra alleata, non è nell'Unione Europea, non è nella NATO, e anche i russi avevano i loro motivi. Non dico che abbiano ragione al 100% e che lì ci sia il paradiso, sia chiaro, altrimenti poi sembra che io voglia fare propaganda, però servirebbe un po' di raziocinio. Ma poi sento Crosetto sostenere che le cose che diciamo liberamente qui in Russia non le potremmo dire. Non è così? Dice Savoini, se lei va a Mosca in un albergo vede tutte le televisioni internazionali, compresi i telegiornali italiani. Qui non mi pare che sia così. La guerra ibrida della Russia contro l'Europa non è una minaccia? Chiede il giornalista della Stampa a Gianluca Savoini. La Russia non ha alcun interesse nel minacciare l'Europa, figurarsi se vuole invaderla. A questo non ci crede nessuno. Noto piuttosto che queste storie continuano a ingrassare l'industria militare. C'è chi sospetta possa esserci Mosca dietro il caso Garofani, perché incrinando i rapporti tra Meloni e Mattarella si indebolisce anche l'asse a supporto dell'Ucraina. Che ne pensa? Ride. Una cosa patetica, non sanno più cosa dire. La vicenda Garofani è stata gestita male, ma la posizione dell'Italia è fissata a un livello più alto. Cosa consiglia quindi a Salvini? Di seguire la linea Trump. È quello che mi aspetterei anche da Meloni, che tutte queste cose le capisce. Bisogna parlare di pace. Al di là delle chiacchiere sulla pace, operativamente cosa suggerisce di fare al leader leghista? Si incominci dalle armi, è quello il problema, non si deve più parlare di riarmo. Su questo credo che per Matteo si sia superato un limite. A gennaio quindi la Lega in Parlamento voterà contro l'autorizzazione a inviare nuovi aiuti militari? Chiede la Stampa a Savoini. Impossibile dirlo ora, risponde lui. Se nel prossimo mese e mezzo Donald Trump decide di muoversi, cambia lo scenario e magari diventa inutile parlare di aiuti militari. Mi ripeta la domanda il 31 dicembre. Crede che l'accordo di pace che ha in mente Trump sia il primo passo? Alcuni commentatori si stupiscono che voglia imporlo a Zelensky. Sono gli stessi che avevano detto che tra Putin e Trump, scusate, era calato il gelo. Balle. La direzione di Trump è sempre stata quella di ancorarci. Il suo atteggiamento con Zelensky non è mai cambiato. Infatti i canali di comunicazione tra Russia e USA sono aperti. Cosa glielo fa dire?
Mi è stato confermato, ne sono sicuro al 100%. Infatti non ho mai visto così tanti americani a Mosca come in questo periodo. Blogger, faccendieri, uomini di Trump come Larry Johnson, Scott Ritter, Andrew Napolitano vanno a livello ufficioso e aprono altri canali. Martedì 3 giornalisti americani hanno intervistato per 2 ore Maria Zakharova, quella simpatica, quando la diplomazia ufficiale è un po' ingessata e anche attraverso la stampa che si annodano i fili. Così, signori, ho voluto cominciare la rassegna stampa portandovi sul quotidiano La Stampa, che oggi ha intervistato Gianluca Savoini. Già che ci sono, giro pagina e fine vita le 2 Europe, signori. Cose allegre, chiaramente, il suicidio assistito e tutto quello che c'è intorno. Il vecchio continente è diviso tra gli stati centro-occidentali, dove il suicidio assistito è permesso, e quelli orientali che lo vietano. L'Italia aspetta ancora una legge, nei paesi scandinavi l'eutanasia passiva. E insomma, se volete morire, qui c'è la cartina, dove è legale, dove non è legale, dove è legale per persone dipendenti da trattamenti di sostegno vitale e dove si sta ancora definendo. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. L'avvocato tedesco che si batte per il diritto all'autodeterminazione, e signori, l'autodeterminazione non è appunto l'autonomia differenziata di cui parlava un famoso prelato l'altro giorno. No, non c'entra niente l'autonomia differenziata. In Germania ora c'è l'aiuto al suicidio, in uno stato laico si decide in libertà, autodeterminazione dei popoli sì a suicidarsi. Siamo a questo punto, ma probabilmente nei prossimi anni sarà tutto più lecito, più facile e non ci staremo a porre tanti problemi. Mamma mia, che mondo che lasciamo ai nostri figli. Giro la pagina a proposito di figli. Alegher, compri La Stampa e oggi veramente vai a scegliere il posto dove suicidarti. A pagina 15, quando gli adolescenti si rifugiano nell'intelligenza artificiale per battere paure e isolamento. E qui noi genitori, noi nonni ci sentiamo disarmati, perché l'intelligenza artificiale è più brava di noi? Ma io non ne sono mica convinto di questa cosa. 2 ricerche sulle abitudini dei ragazzi mettono a nudo le loro difficoltà. Vogliono star bene con se stessi, mettono amore e amicizia al primo posto, però qualunque domanda hanno da fare la fanno all'intelligenza artificiale, cazzolina. Molti adolescenti non riescono a farsi ascoltare dagli adulti e finiscono per confidarsi con l'intelligenza artificiale nella speranza di avere aiuto. Dove sbagliamo, ragazzi? Oggi l'analisi di Chiara Saraceno a pagina 15 del quotidiano La Stampa. Dove stiamo sbagliando? Su internet i quesiti d'esame, sì, alla prova di medicina partecipavano 55.000 candidati in 44 sedi, aperta la caccia ai colpevoli e hanno fotografato i quesiti dell'esame. Adesso chiaramente bisogna trovare chi è stato, chi ha portato il cellulare in aula subirà sanzioni severe. Mai quanto severe devono essere le sanzioni per chi va in giro col coltello. Ricordiamolo, adesso fanno anche i servizi in TV, lo puoi comprare tranquillamente un coltello, se sei maggiorenne ti chiedono nel momento che lo compri, ti chiedono la carta d'identità, lo compri, ma non lo puoi portare in giro, capito? Ragazzotto, non si può. È chiaro che se ce l'hanno gli altri, è uno che va in centro Milano a passare una serata, il coltello se lo porta. Ma è chiaro sto cacchio, ma siamo deficienti tutti quanti. Eppure io ne conosco di ragazzotti, anche grandicelli della mia età, che il coltello se lo portano addietro. Milano, da città aperta a regno dei K, che cosa sono? Sono i soldi, dove chi sei lo decide una lama di coltello. Cioè a Milano è la lama del coltello che decide chi sei. Un tempo facevamo la gara chi ce l'aveva più lungo, adesso chi ce l'aveva più lungo è quello che c'ha il coltello più grosso, hai capito?
Che vergogna, ragazzi, che vergogna. A parte che vincono loro lo stesso, sia per una cosa o per l'altra, loro e i Maranza, Negretti, i figli del barcone ce l'hanno sempre più lungo e questa è soltanto invidia. Però dove stiamo finendo? Una volta gli estremi erano vicinissimi, oggi Milano è una metropoli nella quale conta solo la lettera K che indica appunto il migliaio di euro. Eccole le foto con gli studenti Ahmed, Atia e Alessandro Chiani arrestati per avere pestato e accoltellato un ragazzo di 22 anni. Il cineracconto, perché ci sono anche le foto, è di Paolo Maggioni, oggi a pagina 16 del quotidiano La Stampa, e ti fa venire veramente una voglia di dire tu non esci più di casa. E invece no, dobbiamo avere fiducia nei nostri figli, dobbiamo dimostrare loro che siamo dalla loro parte, ma dobbiamo continuare ad avere un dialogo. Sempre più difficile, lo dico io che di figli ne ho due, gemelli, Elia e Tabata, di 14 anni, schiavi dei telefonini, che però a tavola il telefonino non lo portano, e si cerca di parlarci insieme, si cerca di fare squadra, si cerca di fargli capire che le problematiche di oggi le abbiamo avute anche noi, ma che adesso è tutto molto più pericoloso perché viene amplificato dai telefonini, dai TikTok, dagli Instagram, eccetera. Ci fermiamo, ma io tra poco voglio sentire il vostro parere, signori vicini e lontani, voi che ci seguite perché ci amate, voi che ci seguite per curiosità, voi della Lega Salvini Premier, sto parlando degli amici che ci ascoltano, ci guardano su Facebook cercando appunto la pagina di Lega Salvini Premier, fateci un WhatsApp 340 67 09 659, commentate le notizie del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
sono finiti i tasti del pianoforte. Oh, ragazzi, George Davidson con Fragile Hair. Sono la rana la bocca larga. Stiamo scoprendo questo pianista George Davidson, concertista che vive nelle isole Cayman, poveretto. Gira in tournée in eventi molto particolari e però suona anche molto bene. A me piace proporvi gli artisti sconosciuti e in questa rassegna stampa non ascolterete mai i pezzi che sentite sulle altre radio. State tranquilli, siamo originali. Grazie a tutti voi che ci seguite, lo dico ancora, lo dico sempre, anche poi nelle varie repliche, anche poi nel corso della giornata, perché andando sul sito radiolibertà.net, oltre a poterci sostenere con un contributo di 5 euro, potete scaricare il podcast della rassegna stampa e delle principali nostre trasmissioni e risentirvele. Ma ancora meglio, andando su YouTube e Facebook cercando Radio Libertà, cercateci, perché poi anche se attivate tutte le varie notifiche non vi arrivano, perché diciamo cose che non piacciono alla community, non vi arrivano le notifiche. Cercate Radio Libertà, trovate ad esempio la rassegna stampa di Sammy Varinanza e anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier con più di 1 milione di follower. Ce lo abbiamo molto duro politicamente. Vediamo un po' di WhatsApp al 340 6709 659, il metodo più veloce per dire qualcosa, perché io ogni mezz'ora li leggo. Per questa legge sul rapporto sessuale già esiste una legge. Gli onorevoli fanno troppe leggi su tutto solo per fare vedere e giustificare i loro stipendi. Prendete esempio dalla Svizzera, informatevi. Vero Matone? Beh, Matone è soltanto una che si intende di leggi, non l'ha fatta lei, semplicemente dal punto di vista processuale, come vi dicevo, era un casino per la donna dimostrare che lei non voleva farlo con quella persona, non si è opposta abbastanza, gli fanno 3000 domande e molto spesso poi tutto finisce che non era accaduto niente. Questo è il mio parere, signori, ma poi sentiremo la Matone alle 8:45 proprio questa mattina che cerca di rispiegarlo e tra poco vi leggo un altro articolo sul giornale. Se ne parla pochissimo di questo perché oggi tutti a parlare della vicenda Garofani e chi c'era a quel tavolo, ma allora chi ha tradito, come nell'ultima cena di Gesù, erano tutti tifosi della Roma e allora c'era un laziale, ecco è stato il laziale che ha tradito. Ragazzi, è una cosa appassionante, per qualcuno sì, è tutto parte dal concetto che loro sono i saggi, noi bambini di educare, visto la realtà giornaliera pare abbiano ragione, abbiano ragione, siamo i bambini da educare? Non lo so, semplicemente ragazzi, io vi sto cercando di educare almeno ad acquistare un giornale alla settimana, vediamo se ci riesco, almeno uno, e magari mi farà piacere se qualcuno di voi mi scriverà al 340 6709 659: Sammy, oggi ho comprato il manifesto. Dici, che è strano, non l'avevo letto. Ogni tanto ve lo leggo, ma oggi c'ho la mia scaletta. Ma sono matte queste parlamentari? Come si fa a voler rendere tutti i maschi sempre colpevoli? Andiamoci piano. I maschi violenti riusciranno sempre a farla franca, quelli fragili verranno triturati. Le donne sanno essere perfide e vendicatrici. Ma senti, non lo so, non è vero. Il problema è che certo i maschi violenti, e sappiamo chi sono, noi razzisti li conosciamo molto bene, i maschi violenti, e se ne fottono altamente delle nostre leggi. Per loro c'è la Sharia che invita proprio l'uomo a picchiare la donna, soprattutto quelle infedeli. E poi c'è un WhatsApp audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo. Semi, buongiorno, signori, buongiorno a tutti, sono Albino, ciao. Ma io, per quanto riguarda il discorso degli approcci a livello sessuale, sono un po' fuori dai giochi, avendo 80 anni compiuti, quasi 81, ovviamente non mi sto a creare determinate problematiche, questo è poco ma tanto sicuro, però per me questa legge, per la carità, al di là di tutto quello che può essere la tutela della donna, mi sta benissimo, però lo trovo una grande cavolata, è mettere l'uomo in mano a una donna, nel senso che lei lo può benissimo ricattare, perché ti faccio un esempio cretino, no? Io sono giovane, incontro una, dico: senti, facciamoci un bel pomeriggio, andiamo eccetera eccetera, poi stasera magari ti porto a cena
non so, adesso non voglio fare nomi, da un cuoco titolato dove una cena, un gourmet viene a costarti 200 a testa, vabbè, spendo 500 euro. Poi alla sera, dopo aver fatto le tue cose, le dici: no, senti, veramente ci ho ripensato, andiamoci a mangiare una pizza all'angolo con 20 euro, te la cavi. Questa magari un po' una fetente, dice: ah, brutto, maledetta, hai approfittato di me. A questo punto cosa fa? Ti denuncia, dice: ah sì, ha approfittato di me, io non volevo, lui ha voluto, eccetera. Cosa succede? Cosa succede? Il mio è sicuramente un caso estremo, ma cosa succede? Ti deve denunciare subito? Magari lo fa dopo una settimana? Non ho la minima idea. Prendetemi edotto per pura curiosità, sia ben chiaro, e non per interesse personale, ovviamente. Ciao. Vedi, così si è tirato fuori dalle beghe della moglie che ascolta, assolutamente, però sono problematiche. Infatti, ti ho detto, ringrazio tutti i santi di aver vissuto negli anni '80, dove si poteva fare cose, e non è che si facevano i maniaci sessuali, capito? Però era tutto un po' più semplice, c'era una sintonia, magari ci si parlava con la possibile partner, semplicemente ci si parlava. Oggigiorno non ci si parla. Alla base del dialogo con i figli, cosa dicevi, Simone? Povero me, io sono condannato. Sei condannato, Simone. T'ho detto, si può sempre decidere, e io spero naturalmente che possano pagare le tasse al più presto anche loro, di andare a prostitute. Si può sempre decidere. Alla base del dialogo con i figli deve esserci la fiducia reciproca, scrive Marco. Marco, sì, il problema è quello che io sono Sammy Varin, loro mi conoscono bene e persino mia moglie mi conosce, e ancora adesso quando gli parlo non riescono a capire se sono serio o se sto prendendo in giro. Questa è la fregatura della mia vita, ma è il mio carattere fatto così, capisci? E quindi è difficile capire se c'è da fidarsi di Sammy, ma certo che c'è da fidarsi. Allora, ancora WhatsApp: accidenti, Mattia Feltri la pensa come me. Che tristezza! È vero, è vero, è vero. Parleremo ancora di stupro tra pochissimo, tutti argomenti allegri e deficienti, veramente. Feltri questa volta ha ragione, mamma, un altro che gli dà ragione. Ne trago le conseguenze, quindi se mai dovessi andare con una signora che vende amore, dovrei ricevere la ricevuta fiscale come prova. Bravo, vedi, e questo dà ragione a me. Facciamoli fare le ricevute prima di andare nei casini anche con le prostitute, che fa rima. Dovrei ricevere la prova ricevuta fiscale come prova che tutto il mercimonio è avvenuto nel rispetto della legge, ergo sotto la riforma fiscale. Assolutamente sì, signori. Ragazzi, a mezz'ora da qua in Svizzera è illegale. Lo leggo il quotidiano la mattina al bar come un'oretta fa. Ah già, non lo compra, lo legge al bar, vergogna. Minchia, ma ci vuole un certificato e un giudice anche per fare l'amore? Poco romantico, qui finisce a puttane, cazzi nostri. A me fa piacere che risveglio anche un attimo di allegria in questa rassegna stampa, e stiamo scherzando su argomenti però troppo seri. Ma se il 50% delle ragazze oggi fa la escort a 300 euro all'ora minimo, Maurizio, non sapevo fossi così informato. Sammy caro, se non liberano i parchi, le stazioni, anche le strade del centro dai Maranza, dai drogati, tutte le leggi del mondo non serviranno un bel niente, anche perché poi ci sono i nostri nemici magistrati. Temo che l'unico risultato sarà ancora di più il calo delle nascite. È vero, alla fine non facciamo più neanche all'amore, inutile neanche provarci, ma... Vabbè, andiamo avanti ragazzi, in questa valle di lacrime state tranquilli, ci sono io, sono il vostro Virgilio che vi guido, e Picciu vi guido sul quotidiano La Verità, che sta facendo soldi a palate perché tutti lo stanno comprando dopo lo scoop di quello che è accaduto al tavolo di quel ristorante lussuoso. Quanto costa La Verità? Solo 1,50 euro. Se non l'avete mai comprato, leggetelo al
almeno una volta, poi lo tenete, non è che cioè, lo leggete pian piano, capito? Adesso sono tutti giornali abbastanza corposi, mai come il Corriere Repubblica, ma ci sono tanti articoli e ve li leggete pian piano. Io normalmente in bagno, mi è sempre piaciuto, oltre che Topolino, Braccio di Ferro, ma anche Geppo era il mio migliore, avevo sempre qualche quotidiano. Le voci trasversali di chi ha capito che la situazione è insostenibile. Oggi La Verità titola "Subito via l'uomo di Mattarella". Travaglio, Garofani deve dimettersi. Foa non è super partes, lasci. Porro è una cosa pazzesca e tentano di silenziarla. Padellaro, una fior di notizia che andava pubblicata, ma farlo pare una scelta stravagante. Giarrusso, reazioni assurde a una storia vera. L'ex ambasciatore Becchioni, presidente cacci il consigliere. Signori, subito via l'uomo di Mattarella, che è anche suo gran consigliere. E una delle battute che mi avete fatto ieri, cari ascoltatori, la più intelligente che meriterebbe una titolazione: il consigliere avrà idee diverse dal consigliato? Punto di domanda. Il consigliere Garofani, il consigliato Mattarella. E quindi magari anche a Mattarella gli viene in mente che ci vorrebbe uno scosone per buttar giù questo governo, perché è troppo in forma, hai capito? Tan, ta, ta, ta. In centropagina però sulla Verità, oggi è ghiotta La Verità, i vertici di Gedi patteggiano per lo scandalo delle pensioni truccate a Repubblica, ok? Amadori e Gennaro a pagina 10. Siamo sul quotidiano La Verità. Maurizio Belpietro, perché non può stare lì un minuto di più? Chiaramente lo spiega attraverso anche altri quotidiani perché questo Garofani se ne deve andare. Fratelli d'Italia sull'ex Dem potrebbe pensare a fare il passo indietro, sempre su Garofani. Il piano c'è, l'operazione centrista di Ruffini però va avanti, e Gianluigi Paragone a parlarne sulla Verità. Ma anche risparmi bruciati, l'ex direttore del Popolo fu tra i truffati di Lande. Attenzione, altro argomento che so che vi piace, perché io vi conosco ad uno, ascoltatori di Radio Libertà, non perché siate 10 o 15, ma semplicemente so la tipologia dell'ascoltatore della nostra radio, tendenzialmente leghista o del centrodestra, ma moltissimi che non vanno a votare da anni, vi sto facendo pelo e contropelo, moltissimi gomblottisti, qualcuno e parecchi che aspettano che io parli di scie chimiche, ma l'ho detto ragazzi, io ci parlo, ma ci deve essere un giornale che ne parli, non tiratemi fuori il Financial Times, perché questa è una rassegna stampa italiana. Se mi metto a parlare anche le altre lingue, vi parlo in cinese, non capite più niente, e parlerò anche di quelle, certamente. Poi ci sono i Novax, tutti questi, ma molti cercano la notizia che gli altri giornali mettono in piccolino, perché dà fastidio, perché è controcorrente, perché, La Verità oggi ne mette una in prima pagina. Non hanno fatto nulla di male, tolti i 3 bimbi. Avete capito di cosa stiamo parlando? Ne hanno fatto anche un po' di servizi nei pomeridiani, eccetera. L'allucinante provvedimento del Tribunale dei minori dell'Aquila. Sono entrati con le scarpe chiodate e hanno spazzato via prima la famiglia, poi la favola. La casa nel bosco di Palmoli, Chieti, da oggi è vuota. I 3 fratellini sono stati deportati in una struttura pubblica da un'ordinanza del Tribunale per i minori dell'Aquila. L'unica concessione è che la mamma potrà vederli, perché ci sarà anche lei nella struttura protetta. Martelletto sulla scrivania di Mogano in un'aula impersonale. La giustizia italiana ancora una volta mostra il suo volto più feroce. A nulla sono valse le 1800 firme a favore di quel nucleo familiare uscito dalla radura. A nulla le testimonianze di 10 persone del Garante per l'infanzia che hanno sottolineato a più riprese: stanno bene questi bambini, godono di buona salute, sono puliti.
Si chiama sospensione della potestà genitoriale. Anche se Nathan Trevaillon e Catherine Birmingham, inglesi, hanno più volte dimostrato di accudire i bambini, una bimba di 8 anni e 2 gemelli di 6, con amore e coscienza hanno perso il primo round, uno strappo all'equilibrio e all'armonia di una famiglia che aveva deciso di abbandonare la vita moderna per rifugiarsi in una baita del Vastese. Papà e mamma volevano crescere i figli nella natura, a contatto con gli animali, lontano dalla fretta, dallo stress e dalla violenza della vita moderna. È singolare che una simile filosofia, figlia di un luddismo di ritorno determinato dal rifiuto del globalismo digitale, venga promossa in letteratura, al cinema, nei convegni, quando espressione vacua del radicalismo d'upper class, cibo vio, sfalci affidati ai domestici, formaggi di fossa, ma venga picconata, rifiutata, annientata quando somiglia a qualcosa di vero, di serio, di naturale. Allora diventa pericolosa per la macchina del consumo, per il pensiero mainstream, per la sociologia da edicola ferroviaria. Allora intervenga il giudice, scarpe chiodate e 3 bambini vengono strappati ai genitori. Bell'articolo di Giorgio Gandola oggi sul quotidiano La Verità, che, perdonatemi, è l'unica che oggi dà spazio a questa notizia. Quella famiglia non c'è più. Giro la pagina, sono a pagina 10, anche qui non ne parlano facilmente gli altri giornali. Pensioni truccate a Repubblica, patteggia lo Stato Maggiore di Gedi, la truffa milionaria all'Inps costa solo 5 mesi a Mondardini, braccio destro di CDB, pena definita incongrua dal GIP, che aveva rifiutato la proposta 2 anni fa, accolta la richiesta per altri 15 imputati, risarciti quasi 20 milioni. Se vi interessa lo trovate solo sul quotidiano La Verità, in attesa di altre novità sul gruppo Gedi e magari su qualche radio del gruppo. Tod's indagata per caporalato, sfruttava cinesi per fare più utili, sempre sul quotidiano La Verità. La Procura di Milano dice manager e società sapevano che dai loro fornitori gli operai erano pagati sui 3-4 euro l'ora di notte. Il gruppo, che tempismo, dopo che la Cassazione ha respinto un'istanza del PM Storari. Signori, paginone quest'oggi sulla Verità, ma io vi porto fino a pagina 21, perché a proposito di ciò che dicevamo prima su questa nuova legge sulle violenze sessuali, sei maschio? Prova di non essere stupratore. Mi sa molto di Boldrini questa cosa, mi sa molto di Cecchettin, di queste cose, cioè noi uomini ci dobbiamo sentire tutti quanti in colpa, perché almeno una volta al giorno, qualcuno dice, parliamo parlando male delle donne, parlando come se fossimo in caserma. E la nuova legge sulla violenza sessuale poggia su presupposti inquietanti. Anziché dimostrare gli abusi, sarà l'imputato in aula a dover certificare di aver ricevuto il consenso al rapporto. Muove tutto da un pregiudizio grave. Ogni uomo è un molestatore. Parla Pietro Dubolino, che è presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione. Mago Varin prevede fuochi artificiali prossimamente. Si stanno solo cercando di erudire i giornalisti delle altre testate. Alcuni magistrati di sesso femminile hanno usato toni esultanti. Ve lo ribadisco, è stato approvato da tutto il Parlamento, destra e sinistra, c'è la foto della Schlein con la Meloni, che quasi si abbracciano su questa norma che riflette un femminismo rabbioso e fanatico, dice Pietro Dubolino oggi sulla Verità. Una legge non è mai tanto cattiva da non poter essere peggiorata in via interpretativa. Questo sembra essere il destino al quale, stando a taluni autorevoli commenti comparsi sulla stampa, appare destinata la legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, recante quella che dovrebbe diventare la nuova formulazione del reato di violenza sessuale, previsto dall'articolo 609 bis del Codice Penale. Come già illustrato nel precedente articolo comparso sulla Verità del 18 novembre scorso, essa si differenzia dalla precedente formulazione essenzialmente per il fatto che viene ad essere definita e punita come violenza sessuale non più soltanto quella di chi ai fini sessuali adoperi violenza, minaccia, inganno o abusi del
delle sue autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, come stabilito dall'articolo 609 bis nel testo attualmente vigente, ma anche in primo luogo quella che consista soltanto nel compimento di atti sessuali senza il consenso libero e attuale del partner. Appare peraltro pacifico, in difetto di contraria previsione, che un tale consenso può anche validamente manifestarsi in modo tacito o per facta concludentia mediante non opposizione all'altrui iniziativa. Su ciò si è detto d'accordo in un articolo a sua firma comparso sul Dubbio del 18 novembre scorso anche il professore Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, pur annoverabile tra coloro che hanno espresso adesione in linea di massima alla nuova formulazione. Non è dato quindi comprendere come il tacito consenso possa essere ritenuto inesistente o invalido quando la non opposizione con la quale esso si sia manifestato, cioè che la donna non ha detto niente, non sia riconducibile ad alcuna forma di violenza, minaccia, inganno ad opera del partner e questi non abbia neppure abusato della sua autorità o di condizioni di inferiorità fisica o psichica della presunta persona offesa. Ne si comprende, in assenza di comportamenti di tal genere, come possa attribuirsi un qualsivoglia rilievo a un dissenso espresso solo a parole, al quale si accompagni una totale passiva adesione alle altrui richieste di prestazioni sessuali. A parte il linguaggio decisamente molto poco semplice per noi uomini mortali, capite che la cosa si complica ulteriormente per noi uomini, per noi uomini. Però ditemi la vostra al 340-6709-659. Oggi ne parla pagina 21 il quotidiano La Verità. Alle 8:45 avremo nuovamente con noi Simonetta Matone, che nel suo discorso in Parlamento cercherà ulteriormente di spiegare questa legge e, ribadisco e discoriba, a mio parere è uno strumento che riguarda esclusivamente l'ambito processuale, ma che complica parecchissimo la vita sessuale, certo, l'approccio sessuale e non soltanto di ognuno di noi uomini. Giro sul quotidiano Libero, signori, il blitz vergognoso, Eurotrappola a Meloni, violato lo Stato di diritto in Italia, la sinistra in campo a Bruxelles per far processare il nostro paese. Al voto PPE e destra fermano tutto, a parte la protesta di PD la protesta di PD e compagni. Questo è il titolo principale del quotidiano Libero. Con le interviste però si avvicinano le elezioni, lo ricordiamo questa domenica, questo lunedì. Se siete in Veneto, se siete in Campania, se siete in Puglia, dovete andare a votare ed è una bella battaglia, assolutamente sì, tra destra e sinistra. Graziano Del Rio del PD dice le tre parole che la sinistra non sa più dire. Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia: se batto Fico 100 euro in più ai pensionati. In centropagina, solo sul Libero, Gianni Atto Primo. La Toscana riconosce chi? Dai, che ce la fate, dai. Ho sentito le voci, la Palestina! La Diop delegata alla pace. Hanno scelto quella giusta, ragazzi. Non sa fare nulla, da quello che scrivono i quotidiani in queste settimane, ma almeno la pace sarà capace di farla fare. Io ci credo. Fatto sta, signori, oggi sul quotidiano Libero, l'editoriale di Daniele Capezzone, il vizio rosso della chiamata allo straniero, ok? E le ultime fantasie sul caso Garofani, la favola del Corriere, ma è tutto un scrivi qua, scrivi là sul caso Garofani, soprattutto sui giornaloni tipo Corriere o Repubblica, per scoprire chi c'era a quella tavola. Li stanno beccando pian piano, ma quello che c'era, io ci sento poco, ero lontano. Quell'altro dice, ma io sono andato via prima perché avevo un forte mal di testa. Quell'altro ancora, oh no, sono miei amici, non direi assolutamente nulla. Solo uno dice, ma io ho sentito qualcosa,
bisogna capire chi è la talpa, chi ha fatto sapere ai giornali e solo la Verità ha pubblicato quella mail, che cosa sono detti quella sera, il famoso scossone, se hanno davvero detto questo termine, che bisognerebbe dare al governo per farlo cadere perché è troppo forte. Siamo ancora sul quotidiano Libero, signori. Penetro all'interno ed eccolo qua, Edmondo Cirielli, l'intervista a pagina 6. Se vinco in campagna 100 euro in più alle pensioni minime. Il candidato governatore di Fratelli d'Italia dice: la nostra è la regione con meno medici e liste d'attesa infinite, noi assumeremo nuovo personale e utilizzerò le risorse del Fondo Sociale Europeo per aumentare gli assegni previdenziali. Paginone oggi, a pagina 6 del quotidiano Libero, con Edmondo Cirielli, mentre più in basso Roberto Fico, l'altro candidato in campagna, contestato a Napoli. L'esponente 5 Stelle diserta il confronto in Rai e in piazza. Giro di nuovo ed eccolo qua, il sito sessista, il social sessista era gestito da una donna, altro che patriarcato. C'era una signora a capo del gruppo Mia Moglie, dove giravano foto e commenti vergognosi. Le femministe insistono, è cultura maschilista. Il ministro Roccella, la legge femminicidi, una grande svolta, però non sembra parlare di questa novità di cui stiamo parlando in queste ore, ma soprattutto a pagina 10 di Libero, imperdibile, la Toscana riconosce la Palestina, il primo atto del duo Gianni Diop. Potrebbero fare una canzone. Il governatore del PD avvia subito l'iter per la legittimazione dello Stato mediorientale. All'italo-senegalese le deleghe a pace e legalità. Pace e legalità, andrà in giro così. E c'è perfino l'assessorato alla felicità in Toscana, sono sempre troppo avanti, ma voi poi li votate. Di spalla, Star Propal, le comunità ebraiche denunciano Iacchetti, signori, per quello che sapete ha detto e non fatto, con per fortuna, in televisione. In taglio basso, il mio pelatone preferito, Marco Rizzo, intervista lui. Qui partirà la riscossa del popolo sull'elite. Il candidato di DSP in Veneto: no autonomia senza sovranità. Declino colpa dell'Unione Europea. Tutto da scoprire. Marco Rizzo, che sta un po' di chi, un po' di là, ragazzi miei. Sto Marco Rizzo. Che ne pensate? 340 6709 659. Restate lì che tra pochi minuti leggo i vostri messaggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un ciclone attraversa la nostra penisola. Avremo quindi condizioni di forte instabilità, venti sostenuti e precipitazioni diffuse da nord a sud. Nella prima parte della giornata le piogge insisteranno maggiormente su Lombardia, nord-est, regioni centrali, Campania e anche sulla Sicilia. Tempo più asciutto altrove, ma non del tutto stabile. Nel pomeriggio migliorerà leggermente al nord, mentre avremo ancora diffuse piogge sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfariccio, cioè, cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie, Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese, in italiano, Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ditemi se non vi sentite meglio dopo questa opera, signori. Tutti si sentono meglio. Vi ho fatto rinascere.
o vi ho fatto conoscere un nuovo artista, nuovo tra virgolette, che però non potete ascoltare sulle altre radio, anche perché questa è musica non radiofonica, musica da camera, si diceva un tempo. Alessandro Quarta, ecco un nuovo movimento contenuto nella sua ultima opera per questo violinista e compositore, che sarà in giro per l'Italia nei prossimi mesi. 5 dicembre Gravina di Puglia, 7 dicembre Merano, il 12 suona a Londra, il 17 dicembre a Teramo, il 18 a Roma. Cercate Alessandro Quarta, questo suo ultimo album, con queste arie bellissime, un sottofondo stupendo se volete riassarvi a casa, anche mentre si fanno le pulizie. Non è che bisogna avere il pompa pompa, secondo me. E grazie a tutti voi curiosi che andate poi a ricercare gli artisti che Sammy Varin vi propina in rassegna stampa. Solo roba buona. Roba buonissima i vostri WhatsApp. Ho scatenato discussione anche questa mattina e me la tiro moltissimo. E sai che mi fanno veramente piacere quando arrivano tanti messaggi al 340 67 09 659, solo WhatsApp, non spedite SMS che non ci arrivano, se no ce li pubblica Ranucci, lo sapete. Ce n'è anche uno audio, sentiamo che cosa dice sul cursore. Buongiorno Sammy, buongiorno qui dalla Germania Salvatore. Allora, sono molto felice di aver vissuto gli anni 80-90. È vero. Però mi faccio un piccolo pensierino, no? Hanno iniziato con l'aborto, no? Poi sono passati ai gay, ai binari e questo e quest'altro, adesso al divieto di fare sesso. In Italia ci lamentiamo che dal 1950 in poi sono diminuite 4 milioni di nascite, 4 milioni, però sono entrati 5 milioni di extracomunitari in compenso. Dunque, fatevi un po', come devo dire, un'idea. Questa era la mia diciamo, filosofia da 4 soldi, no? Qui in Germania. Buona giornata, ciao da Salvatore. E io ti ringrazio tutti voi che mi state scrivendo al 340 67 09 659 su alcuni argomenti che vi sto mettendo in questa particolarissima rassegna stampa che non si trova da nessun'altra parte. Nessuno ha coraggio di farla come la faccio io. Che brutta notizia, avevo firmato perché non togliessero i figli alla famiglia nel bosco. Magistrati pericolosi che anziché salvare le donne molestate tolgono i figli. La famiglia è attaccata a scuola e da tutte le parti. Leggi ridicole votate all'unanimità. Non vogliono che facciamo figli, ribelliamoci, ci scrive Silvia. Ne parliamo alle 8:45 e tra pochi minuti sentiremo la Matone che abbiamo intervistato proprio ieri che rispiega questa legge, capire tecnicamente dove dobbiamo fare attenzione noi uomini, ma soprattutto a cosa serve in sede processuale, perché la motivazione principale, ribadisco, è che molte violenze poi al processo non esistevano, non c'era stata assolutamente quella violenza. Clara, hanno tolto la patria potestà a questi genitori che amano e custodiscono i loro figli con amore e non la tolgono a quelli nei campi rom che sono nei loro campi mezzo vestiti, che giocano in mezzo a una montagna di rifiuti e magari li mandano a chiedere l'elemosina. Ma come cavolo si ragiona? Interessante. Oggi sulla Verità è l'unico giornale che parla di questa brutta notizia che hanno tolto i figli a quella famiglia del bosco. Sammy, andiamo al vedo. Io sono un uomo, ma la prossima donna con la quale avrò un rapporto verrà denunciata per violenza sessuale, subito, non dopo 20 anni. Così vediamo subito come ragioneranno i tribunali ed eventualmente creeremo un precedente. Cosa ne dici? Se proprio vuoi farlo. Ma alla Schlein, essendo lesbica dichiarata, questa legge non interessa o c'è violenza anche tra le donne? Ma non fare lo spiritoso. Ciao Sammy, ma le donne cosa dicono di questa follia? È l'eutanasia della gioia, scrive Giovanni. Ma noi uomini, quando iniziamo a ribellarci a queste follie? Interessante, noi siamo tutti colpevoli, quindi ce ne stiamo zitti, un po' come il Me Too, un po' come la storia bianchi-neri, noi siamo bianchi, è già un simbolo, un sintomo di colpevolezza. Ma i 100 euro in più di Cirielli alle pensioni minime, dove li trova? Li metta nella sanità, così ne verranno meno in Lombardia a curarsi.
Suggerisco ai maschietti di dotarsi di alcol test e droga test e sottoporre la loro lei ad essi prima dell'atto per evitare contestazioni del suo consenso. Interessante anche questo, chiaramente, non si scopa più proprio. Anzi, forse è meglio portarsi la sfera di cristallo. Bla, da donna dico che questa legge fa vomitare. Ancora i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Oh, ma Angelo mi ha spedito una foto. Guarda che foto che mi ha spedito Angelo, facciamola vedere. Ma è vera? È di adesso? Siamo a Parre, in provincia di Bergamo. Angelo, militante della Lega, ci spedisce una foto di una nevicata incredibile a Parre. Angelo, dimmi se è di oggi, perché è prevista neve effettivamente, ma non pensavo così tanta già di buon mattino di venerdì, chissà nel weekend. È prevista neve anche su Milano. Sammy, comunque tu mi stai simpatico, lo scrivo senza ironia, che quindi vuol dire che Disma in questo WhatsApp me ne dice di tutti i colori. Fai sentire sul cursore, sentiamo, e non l'ha tirato su. Tira sul cursore. Io Sammy. Io Sammy, e poi si è fermato, meno male, si è autocensurato. Grazie comunque a chi mi ama, ma anche a chi mi ama poco, ma va lo stesso sul sito di Radio Libertà e ci regala 5 euro per aiutare la nostra redazione. O va in posta questa mattina attraverso il conto corrente postale 37671294, ci elargisce qualcosa. Mi chiedo come mai, ma perché? Marco Rizzo, essendo piemontese, non si è mai presentato in Piemonte a essere candidato a presidente della regione Piemonte, è venuto in Veneto solo per rompere le uova nel paniere. Rizzo, un personaggio ambiguo, mai sentito parlare di autonomia. Anna Maria da Vicenza, sì, è andato anche con quelli del Patto per il Nord, per dirti, insomma, ma ci sta simpatico. Quanta neve a Selvino! Mi hanno mandato adesso un filmato. Oh, complimenti, ma attenzione ragazzi, almeno si fa un po' di atmosfera, ci vuole. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamolo. Ciao Sammy, Quella. anch'io avevo firmato perché i bimbi rimanessero con i loro genitori. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo reagire, non se ne può più di questa giustizia, davvero non se ne può più. Anche a Brembate comunque sta nevicando. Ciao, un abbraccio. Grazie, almeno c'è la neve che ci tira un po' su di morale. Eccoli qua i filmati della neve, guarda in radiovisione, guarda quanta neve che sta arrivando nella Bergamasca. Attenzione perché pian piano poi arriva anche in pianura nel weekend. Ripeto, se non esagera, fa bene allo spirito. Abbiamo bisogno di questi tempi di tirar su soprattutto lo spirito. È il motivo per cui Sammy Varin, fai vedere, lo hanno messo qui alle 7 del mattino a fare rassegna stampa, capisci? Per tirare un po' su lo spirito, e pare ci sia riuscendo perché siete scatenati con i WhatsApp al 340 6709 659. Grazie a tutti coloro che mi scrivono, ma l'invito è quello di scrivere soprattutto a voi che non avete mai scritto a una radio e mai pensereste di farlo. È arrivato il momento di farlo. Prendete in mano il telefono 340 6709 659, mi mandate un WhatsApp. Vado sul Giornale di Sicilia, ragazzi, e lo ringraziamo naturalmente perché è uno dei nostri sponsor. Palermo, aliscafi, accuse e maxi sequestro, mezzi obsoleti spacciati per nuovi e corse fantasma. Liberty Lines nel mirino della procura di Trapani. Titoli appunto quelli poi di questi giornali locali che davvero non esistono a livello nazionale, ma ce n'è qualcuno decisamente più interessante anche per chi vive da altre parti, come questo: trasferirsi in Sicilia pagando metà tasse. In finanziaria c'è una norma destinata agli stranieri contro lo spopolamento. L'IRPEF scontata del 50% a chi deciderà di trasferirsi all'estero in Sicilia, dall'estero
in Sicilia acquistando una casa. È la norma principale di un pacchetto di una trentina di emendamenti depositati dal governo ieri in commissione bilancio all'Ars per allargare il testo base della finanziaria 2026. Si parla chiaramente della regione Sicilia, del Parlamento della Sicilia, e però insomma per cercare di ripopolare la Sicilia. Ci rispostiamo certamente sui giornaloni, come li chiama Sammy Varin, e non soltanto, per andare dove vado, signori? Allora, questa cosa della Toscana che riconosce la Palestina con il duo Gianni Diop ci piace, la amiamo. Le comunità ebraiche che denunciano Iacchetti, per quello che avete sentito più volte. Marco Rizzo, che è candidato in Veneto e che salutiamo caramente, però un giorno va a braccetto con Vannacci, un altro giorno va col Patto per il Nord, un altro ancora si candida in Veneto contro tutti. Decidiamo. Visto che siamo sul Libero, vi ricordo che oggi sul Libero c'è anche l'intervista con Graziano Del Rio. Il PD deve imparare a parlare di sicurezza, migranti e famiglia. È detto da uno che nel PD, insomma, ci vive, diciamo che ci ha fatto casa. L'ex ministro sferza idem. Per la sinistra non possono esserci parole tabù. Va recuperata la capacità di dialogare con tutta la società. Gravissimi gli atti di antisemitismo. E difende Piantedosi. Giusto che a Bologna si giochi. Le piazze, non possiamo farci ricattare dalle frange di estremisti. La domanda di sicurezza va presa sul serio, ragazzi. Ex ministro, oggi parlamentare del PD, fa fatica a pronunciare alcune parole, ma le dice, ragazzi. La ricchezza, insieme alla parola famiglia, va pronunciata senza pudori. Fare impresa porta lavoro e benessere, robe che non ti aspetti da un piddino, a pagina 11 del quotidiano Libero, signori, tutto per voi. Attenzione, stiamo per trasmettere nuovamente Simonetta Matone, il discorso che ha fatto in Parlamento l'altro giorno dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati di questa nuova legge sulla violenza sessuale. Non sarà più la vittima di violenza sessuale a dover provare la sua resistenza, ma l'imputato a dover dimostrare il consenso esplicito, libero ed attuale. Quindi vuol dire non soltanto all'inizio del rapporto, ma anche durante il rapporto. Dovremmo chiedere consenso anche per fare all'amore? Punto di domanda? No, ma è uno strumento estremamente utile all'interno dei processi. Signori, ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, parlare di violenza sessuale e di come verrà sanzionata con la ultima modifica che tra poco convintamente e unitamente voteremo, impone però una sorta di viaggio all'indietro nella storia del nostro Paese, un viaggio nelle conquiste di civiltà, nella crescita del tasso di democrazia, un viaggio nel rispetto dei diritti umani. E tutto questo passa attraverso il ruolo delle donne e attraverso le norme che le riguardano. Posso dire, senza tema di essere smentita, che questo cammino è iniziato sì da lontano, ma ha una tappa fondamentale nel 1996, all'epoca col governo Berlusconi, ed è iniziato con la unificazione di alcune fattispecie distinte, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti. Tutte fattispecie collocate purtroppo all'epoca nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Ogni norma è lo specchio di un'epoca e questa norma fotografava perfettamente cosa si pensasse di questo tipo di reati. L'articolo 609 bis invece operò un cambio di prospettiva radicale, trasformando il reato da reato contro la persona a reato contro la libertà dell'individuo di autodeterminarsi. Anche la giurisprudenza, ha fatto il suo dovere,
Perché lo dico? Perché non necessariamente per la giurisprudenza da quell'epoca in poi lo scopo libidinoso o la soddisfazione sessuale della gente era necessario, ma bastava la semplice volontà di invadere la sfera della libertà sessuale di una persona non consenziente. Anche qui assistiamo ad un allargamento, perché lo stesso atto sessuale non riguardava più soltanto il perimetro corporeo, ma allargava il tutto al contesto in cui l'azione si svolgeva, e si è affermato che la violenza non era solo quella fisica, ma anche quella insidiosa per la rapidità dell'azione, e l'abuso di autorità si è allargato per la giurisprudenza fino a ricomprendere qualsiasi persona dotata di un potere autoritativo. Quindi la giurisprudenza è andata avanti dicendo che anche nei rapporti privatistici esisteva questa subordinazione di tipo autoritario, e quindi il cammino era spianato per una condanna. Con il codice rosso nel 2019 assistiamo ad un aumento della pena edittale da 6 a 12 anni, ma all'introduzione anche di una diminuzione di pena possibile non oltre i 2/3. Anche questo è un qualcosa di estremamente equilibrato, perché ogni fattispecie di violenza sessuale è diversa dall'altra e ogni volta il giudice si deve porre nelle condizioni di valutare il contesto e il soggetto che ha davanti. Ora, con questa proposta di legge cosa cambia? Cambia tutto, perché il nucleo centrale diventa il consenso. Noi abbiamo 3 commi, nel primo si introduce il concetto di consenso, in linea con quello che la Convenzione di Istanbul aveva detto e che era rimasto inascoltato. Libertà e attualità del consenso, che diventano l'unico elemento per qualificare la fattispecie. Qualunque atto sessuale che non lo comprende integra il delitto di violenza sessuale. Elenco le condotte possibili, perché oggi ho sentito interventi molto belli, molto politici, ma per una volta non tecnici. Il primo elemento è compiere atti sessuali su un'altra persona, il secondo far compiere atti sessuali ad un'altra persona, il terzo far subire atti sessuali ad un'altra persona. E restano ferme la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per induzione. La novità è costituita dalle condizioni di particolare vulnerabilità. Cosa sono queste? Sono le condizioni familiari, individuali, contestuali, che vanno tutte attentamente valutate. Tutto questo lo aveva già detto la giurisprudenza nel corso di questi anni, e questa legge, per fortuna, ha integralmente recepito questo percorso giurisprudenziale. E io vorrei ricordare a chi ci ascolta, ma senza polemiche, che tutte le conquiste di civiltà che riguardano le donne sono maturati con governi di un certo tipo. Perché lo dico? Perché se andate a guardare la cronologia, la modifica della violenza sessuale, il codice rosso, gli aggravanti del 2019, la legge sullo stalking, cioè gli atti persecutori, il garante per l'infanzia e la pedopornografia, sono tutte conquiste che sono state da voi condivise, ma partite da questa parte dell'emiciclo. E lo dico senza essere smentita. Io ogni volta che vengo invitata a convegni di questo faccio l'elenco cronologico. Perché? Perché non potete dire che non è vero. Ora, torniamo alla Cassazione. La Cassazione ha già detto che non serve una manifestazione di dissenso, ma basta un'assenza di consenso non espresso neppure tacitamente. La Cassazione ha già detto che il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto, basta avere manifestato il dissenso all'inizio. Ora, il consenso come deve essere? Deve essere senza coercizione, senza pressioni, senza manipolazioni, senza intimidazione e senza sopraffazione nei confronti di un soggetto che si trova in una condizione di minorata difesa. Quindi non deve essere dedotto, non può essere dedotto più da circostanze
o comportamenti, ma siamo passati dalla centralità della coercizione per affermare la presenza di un atto reato al consenso, che viceversa diventa l'elemento centrale. È una svolta storica. Perché lo dico? Perché non sarà la vittima a dover provare la propria resistenza all'aggressore per dimostrare di essere stata violentata, ma l'imputato che dovrà dimostrare di aver avuto un consenso fermo, esplicito e che è rimasto tale per tutta la durata dell'atto. Il consenso esiste se l'altra persona ha detto sì in modo chiaro, in modo deciso, in modo inequivocabile e in condizioni di lucidità. Allora il dubbio che viene è: ma verranno quindi condannati tutti e senza possibilità di provare la propria innocenza? No. Noi non siamo giustizialisti, perlomeno noi della Lega, noi siamo garantisti. Noi non cerchiamo un colpevole, ma noi cerchiamo il colpevole. Noi non vogliamo condanne esemplari, vogliamo che condanne che corrispondano alla realtà. Ma questo sì deve rimanere tale, deve rimanere attuale. Oggi come oggi, nei tribunali italiani, se la vittima non ha urlato, non è scappata perché magari è paralizzata dal terrore, in questo contesto inizia, ve lo posso assicurare per esperienza diretta, un calvario dalle conseguenze psicologiche devastanti. Arrivare ad una condanna è un percorso ad ostacoli e la cosiddetta vittimizzazione secondaria non è un'invenzione di psichiatri e sociologi, è un dato costante ed è addirittura inevitabile. Sono lieta che a Giachetti la violenza sulle donne non interessi. La cosiddetta vittimizzazione secondaria è un dato costante ed addirittura inevitabile con la precedente formulazione. Finora il dissenso non esplicito diventava assenso, ma tutto questo viene da lontano. Alla ritrosia viene da che cosa tutto questo? Viene, vorrei fare una citazione una volta tanto colta, viene da vis grata puelle, viene dall'ars amatorie di Ovidio, ma quella vis, quella forza, atteneva al gioco della seduzione tra uomo e donna, alla ritrosia ed al pudore, qualità femminili considerate connaturate all'animo femminile, e nessun concetto fu più oltraggiato di questo ad uso e consumo di maschi violenti, avvocati scaltri e tribunali scellerati. Non c'è cosa più atroce che subire un torto gravissimo e non essere creduti. Se si è piccoli o molto giovani, questo mina le fondamenta del tuo rapporto con le istituzioni, il tuo credere nelle istituzioni. Con questa norma noi riportiamo ordine, fiducia e tutela alle vittime incolpevoli. Quindi la Lega Salvini Premier esprime con convinzione il proprio sì alla proposta di legge. Grazie, onorevole Mattoni. Buongiorno a tutti. Allora, Qui Parlamento. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Ragazzi, ma che roba, è roba troppo culturale, però ci vuole, anche perché insomma ricordiamo che la rassegna stampa ufficiale è sempre stata condotta da quel Giulio Cainarca che vi faceva sentire intermezzi decisamente diversi dalla musica indipendente di Sammy Varin. Qui ci stiamo avvicinando, sfiorando la cultura musicale di Giulio Cainarca con Charles Lloyd, leggenda del jazz, sassofonista, flautista, è tornato a incidere a 87 anni con omaggi a Duke Ellington, Billie Holiday, ma non solo. Questa è Figaro in Blue, trovate tutto facilmente su YouTube e a quest'ora alle 9:05 del mattino, come ogni venerdì, diamo il buongiorno e bentornato. Mi sa che è sotto la neve oggi. Alberto Acerbis, ciao! Buongiorno, ciao Sammy, buongiorno a te, un saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora Sammy, sì, oggi non è una bella giornata qua a Brescia, piove, quindi siamo verso ormai la fine della raccolta delle olive, la campagna quest'anno l'abbiamo iniziato un pochettino prima. Abbiamo comunque avuto per certi versi anche un po' l'attacco della mosca e adesso ancora penso 10 giorni, poi abbiamo chiuso quello che è la campagna o le aree 2025 e forse qualcosa 2026. Ci sono delle domande, Sammy, adesso ti ho parlato di musica, sai che sono un appassionato di musica, però che è delle domande che mi fanno gli ascoltatori, no? Perché mi chiamano giustamente, non è che tutti mi sentono a parlare, Sammy, dicono lo sento, non è che sono bellissimo, quindi solo dalla voce uno dovrebbe ordinare, ma uno pensa anche, magari sai c'è sotto il tramino, no? Sai che siamo diventati un po' tutti sospettosi adesso, non ci si fida più. Allora l'estrazione a freddo, cosa a terra? L'estrazione a freddo, ti rubo un secondo, dammi un'informazione. Non è fondamentale, cioè è molto molto importante, ma non è l'unica cosa che conta per fare un olio di alta qualità. Se volete olio del supermercato non chiamatemi. Allora, perché quando la drupa viene franta, viene schiacciata per fare capire ai più, la temperatura, questa pasta di olive non deve superare i 27 gradi. Perché? Se si mantiene sotto i 27 gradi, noi la maciniamo intorno ai 25 gradi, le proprietà che sono presenti nel frutto all'origine le ritroviamo nel prodotto finito, quindi l'olio combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la digestione, fa bene alla pelle, fa bene al cuore, insomma è un prodotto nutraceutico. Solo se però durante il percorso noi rispettiamo determinate fasi, tanto più che l'acidità che abbiamo, il risultato oggi del nostro olio è 0,3%. La legge dice che puoi considerarlo e chiamarlo olio extravergine di oliva non superiore allo 0,8%, noi siamo allo 0,3%, capisci che parliamo di una chicca, di una roba fuori di testa, quindi questa è chiaro, poi ho finito, Sammy, perdonami, è chiaro che l'estrazione a freddo comporta più tempo, più attenzione
è tutto questo qua, però fa un olio meraviglioso. Poi ripeto, se volete l'olio per ungere la padella, chi se ne frega? Se come si dice adesso dei politici, no? Sono tutti uguali, che non sappiamo che non è vero. Cioè lo sappiamo sempre che non è vero, no? Certo. Ah no, non vado più a votare, sono tutti uguali. E allora vai a cucinare con un olio che ti spacca lo stomaco. Ah, te sei furbo, ah sì, bravo, complimenti. Allora, io chiudo ricordando questo, amici, più di questo non posso fare. Noi parliamo dell'olio nuovo, se qualcuno l'ascolta che è cliente lo sa, chi non lo è. Se volete prenotare 6 bottiglie del nostro olio Acerbis da 1 litro, imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro, il trasporto fino a mezzogiorno è gratuito in tutta Italia, ok? Quindi olio nuovo, prezzo vecchio. Chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite il nostro sito, dove vedete un po' anche la nostra storia, che poi è la storia di noi, di voi, www.olioacerbis.com. E come hai fatto tu, io sulle note di queste informazioni ti abbandono Sammy e ti lascio la tua trasmissione, così rimaniamo nel jazz, va bene? Grazie Alberto Acerbis. Buon lavoro. Buona domenica a voi e alle vostre famiglie. Vi voglio bene, grazie. Ciao, una bella idea sicuramente per il vostro regalo di Natale diverso, regalare olio, ma di quello veramente buono. Se chiamate adesso lo 030 68 40 408, risponde direttamente Alberto Acerbis. Fatevelo passare, 030 68 40 408, una sagoma certamente, ma soprattutto regalare, ripeto, il suo olio extravergine, anche soltanto una bottiglia quando si va a cena sotto queste prossime feste di Natale, è una gran bella figura e siete sicuri di regalare altissima qualità. Signori, c'è il Sammy Varin in diretta su Radio Libertà, torno in rassegna stampa correndo, portandovi in gita su vari quotidiani, ma prima delle 9:30 vi prometto che aprirò le linee allo 0292947222, perché so che volete parlare. Ira di Zelensky, parlo con Trump, così il Corriere della Sera. È il leader di Kiev spiazzato da questo piano che Zelensky e Putin hanno deciso insieme. Putin che dice siede su un water d'oro, non pensa ai soldati. Ucraina e Unione Europea contro la bozza di USA e Russia. La Casa Bianca: lavoriamo a proposte accettabili per le parti. Questa è la notizia principale del Corriere e di altri giornaloni. Sul fronte manovra il vertice non scioglie i nodi, Giorgetti dice prudenza, e poi Garante: si dimette chi indaga sulla talpa, via il segretario generale. Entriamo subito all'interno e si parla, come vi dicevo, sul Corriere di Kiev che boccia il piano di pace, Zelensky che dice parlerò con Trump, ma l'intervista con l'analista Heisburg che dice sembra di tornare al secolo scorso. È la prima volta dal 1945 che un paese occidentale appoggia un aggressore. Le sanzioni sul petrolio russo di Trump erano un modo per attirare l'attenzione di Putin. L'ha ottenuta. L'Unione Europea sta cercando di sostituirsi all'America, ma è molto complicato. L'analisi quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che poi naturalmente pubblica i 28 punti di questo piano. Caccia europei in Polonia, esercito di Kiev ridotto a 600.000 uomini, Mosca nel G8, paginone per sapere, a pagina 5 del Corriere, i 28 punti di questo piano. Ma io proseguo e do l'arrivederci ai tre tenori. Finisce l'era politica di De Luca, Emiliano e Zaia, ma per i due sceriffi e il Doge il capolinea non sarà lunedì. Ognuno ha un nuovo progetto. Se volete sapere il futuro di Vincenzo De Luca dalla Campania, Michele Emiliano dalla Puglia e Luca Zaia dal Veneto, in questa domenica, in questo lunedì, li sostituiremo con altri. Oggi il quotidiano Il Corriere a pagina 17. Sul Corriere, come su Repubblica e su altri giornali, si ritorna ancora alla violenza in corso Como. Federico Berni e il suo racconto ci parla della vita di questi ragazzi, mica tanti ragazzacci
di Monza, dagli oratori di Monza alla violenza in corso Como, le 2 vite dei ragazzini che hanno ferito il 22enne, accoltellamento, oggi gli interrogatori. Dicono tanto che sono italiani, però a vederli, ragazzi, di italiani questo non hanno proprio nulla, ma sarà. Il Fatto Quotidiano, bel garante della privacy, voleva spiare i dipendenti, fuori la talpa, le mail per scovare la fonte di report e il Fatto. Ma poi, in taglio alto, l'Unione Europea sabota il piano di Trump, Giorgetti, no armi USA per Kiev. Pure Zelensky apre, Parolin è una possibilità. Questi i principali titoli del quotidiano Il Fatto. Da Il Giornale, burocrati e compagni, ecco chi rema contro il governo. I rapporti Meloni-Mattarella restano buoni, ma Fratelli d'Italia vede nel sistema un ostacolo. In centropagina le novità in manovra, 1 miliardo per la casa, il governo punta sull'edilizia, bonus prolungati e pressing sugli affitti brevi, avanza il tasso della tassa sull'oro, il taglio della tassa sull'oro e Enzo Iacchetti, il conduttore, delirio in TV sui sionisti, Iacchetti denunciato. Una gita veloce sul quotidiano Il Giornale che dedica un paginone a pagina 10 su questa storia di Iacchetti. Lucei querela Iacchetti. La comunità ebraica denuncia il comico opinionista per le sue sfuriate. Quella frase, controllano il mondo e le banche, una frase che ho sentito dire da molti. Oscar Farinetti, chi vede fascisti al governo è fuori dal mondo. Il fondatore di It Italy dice anche questo: in Italia la democrazia non è a rischio, bisogna rispettare l'avversario. Oscar Farinetti dice cose che non vi aspettate oggi sul quotidiano Il Giornale. Giro al volo sul Tempo, il titolo del Tempo è sempre potente. Che golpaccio! Doveva essere l'affondo contro il governo Meloni e invece si trasforma nel golpe ai danni di Schlein, dai Ruffini Boys con la regia di Prodi ai riformisti PD. Le correnti affilano le armi per isolare la segretaria e spunta anche Di Maio per il gran ritorno dal Golfo. Spunta Di Maio dal Golfo, ma dai, ci mancava Di Maio, ragazzi, ci mancava davvero. Il Tempo di Osho, l'accordo Trump-Putin su Kiev manda in confusione l'Europa e allora il presidente francese parla con Zelensky e Zelensky dice: ma quindi non ci siete pure voi nel piano di pace? E risponde il presidente francese: no, però mo se tatuiamo tutti il simbolo dell'Ucraina. Ah beh, allora è vero. Vado all'interno del quotidiano Il Tempo, titolo principale appunto: che golpaccio ma contro Elli, altro che golpa anti-Meloni, le trame di Ruffini e compagni per sbarazzarsi di Schlein, ma poi il giallo della terrazza, la cena tra romanisti e il traditore di Garofani, se lo chiedono tutti i giornali, chi sarà mai il traditore che sicuramente ha un'altra fede calcistica, non può tenere per la Roma uno che fa la spia. Se volete divertirvi un po' se ne parla oggi sul quotidiano Il Tempo e spunta pure Gigino che invia il suo spadafora per il gran ritorno dal Golfo. Spunta Gigino dal Golfo. Fico, i compagni divisi pure sul palco. Tajani e Salvini, la rimonta è possibile, se perdiamo in Campania può accadere, però il fatto che non abbiano fatto neanche una foto insieme, il campo largo a Napoli non riesce a farsi neanche la foto. E ora Cirielli ci crede davvero, ricordiamolo, domenica e lunedì si può votare e bisogna votare. Immobiliare di Allah, certo, anche questo sul quotidiano Il Tempo. Annun in versione Salis lancia il suo piano casa e strizza l'occhio ai movimenti. Il presidente dell'API, che ha ricevuto un foglio di via da Milano, tenta la strada della politica, si riunisce con la Fram del Lucoi. Immobiliare di Allah. Si scherza, ma mica poi tanto. Riguarda la Lega, stretta per ottenere la cittadinanza, la Lega presenta la legge
anti-Maranza. Il deputato Morrone e la vice del Carroccio Sardone, più facile la revoca e la limitazione nei ricongiungimenti. Un'altra stretta arriva da parte della Lega sul fronte dell'immigrazione. A presentare una nuova proposta di legge alla Camera è stato il deputato Jacopo Morrone, segretario della Commissione Giustizia alla Camera e delegato del Dipartimento Giustizia della Lega, che ne è primo firmatario, l'eurodeputata Silvia Sardone, vice segretario federale della Lega. Requisiti più stringenti per la richiesta di cittadinanza, norme anti-Maranza, più casi di revoca della cittadinanza, nuovi filtri per i ricongiungimenti. Sono 4 pilastri su cui è costruita questa proposta che, come spiega Morrone, riguarda il sistema di riconoscimento della cittadinanza e di accesso allo status di lungo soggiornante, intervenendo sulla legge che reca le norme sulla cittadinanza e sul testo unico per l'immigrazione. Se ne parla, signori, oggi solo, che strano, sul quotidiano Il Tempo. Su Repubblica, Kiev e Unione Europea, no al piano USA, Zelensky che dice vedrò Trump. All'interno, smontato il caso Garofani, sono emersi dettagli grotteschi a pagina 12. Alla tavolata con il consigliere del Quirinale anche l'ex cronista di Belpietro, De Dominicis, ma non sono io la talpa, e Filippo Ceccarelli che giustamente dice la cena in terrazza, i tifosi, le mail, quel complotto alla vaccinara. Il piano per fermare Meloni nasce in realtà dall'atmosfera romana e romanista trasformata ad arte in trama segreta, signori. Se volete perdervi in queste meditazioni, oggi il quotidiano Repubblica è vostro su questo argomento. Ancora giro medicina sui social, le foto dei test, l'ira del MUR, annulliamo le prove, pochi controlli, video in aula, così hanno permesso di copiare, mentre io, dice uno dei candidati, ho studiato per mesi. E poi anche qui le violenze in corso Como, la disco e poi le violenze, ricostruita la folle notte delle gang di corso Como. Oggi i giovani di Monza che hanno ferito uno studente saranno interrogati. Uno di loro gli scrive una lettera di scuse. Eccoli qua, Ahmed Tia e Alessandro Chiani, sopra un momento del pestaggio. Qui non sono nascosti i suoi volti, e devo dire hanno volti che assomigliano a qualcuno che non sia proprio italiano, ma ripeto sono almeno uno italianissimi. E il razzismo del Semivarin, lasciatemi stare, ho bisogno dello psicologo del PD. Sto per aprire le linee, chi è lì tra il gnacca e il petacca chiami ora 0292947222 per entrare in onda. Perché potete parlare con me, dire la vostra su qualunque argomento. 0292947222, 10 minuti fitti tutti per voi, mentre io mi santifico leggendo Avvenire. Cammino insieme. All'Assemblea dei Vescovi ed Assisi l'indicazione di non tornare indietro sull'unione delle diocesi. Papa Leone invita la Chiesa in Italia a proseguire tutti uniti sulla strada del rinnovamento, promuovere un umanesimo integrale che esalti il valore della vita. Preghiera per la pace. Centropagina. IVA sospesa per il non profit, in forse il bonus paritarie. Arriva una boccata di ossigeno strutturale, scrive il quotidiano Avvenire, per gli enti del terzo settore. Nel decreto legislativo approvato ieri in Consiglio dei Ministri è stata inserita una proroga sino al 2036 dell'entrata in vigore delle norme che avrebbero imposto gli obblighi inerenti all'imposta sul valore aggiunto anche per chi agisce nel sociale, l'IVA. Viene raccolta una delle richieste storiche del terzo settore. Decisivo è stato il placet della Commissione europea. Il sottosegretario Mantovano, risultato concreto, riconosciuto il valore sociale. Plaude anche il PD e chiaramente plaude anche questo quotidiano. In serata vertice tra i leader della manovra c'è l'accordo su affitti brevi e oro, avanza l'ipotesi di sgravare ulteriormente la prima casa nell'ISEE, la settimana prossima nuovo incontro, si decide anche sul bonus paritarie, tra i nodi rinviati anche i condoni edilizi. 0292947222, non c'è nessuno in linea, orco, non è un buon segno, vuol dire che ci avete fatto saltare il centralino. Formate piano il numero 02
92, faccio le estrazioni del letto, 0, 2, 9, 2, 9, 4, 7, 2, 2, 2. Avete ascoltato le estrazioni del letto e vedi, quando faccio le estrazioni del letto, se lo formate lentamente il numero funziona. Finanziamento ponte, decreto da ossigeno all'ex Ilva, a Taranto gli operai occupano. Finanziamento ponte, non si parla del ponte di Messina, già finanziato, ma del ponte di Messina parleremo questa mattina alle 11, nel cui Parlamento avremo il senatore Nino Germanà. E sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ciao Sammy. Buongiorno. La tinaca è la ragione. La tinaca è la ragione. Che facciamo? La faccio? Anche la Lombardia è la ragione. E magari. Grazie carissima, un abbraccione. Tanti bacini, bacioni, bacetti. A proposito, l'avete sentita la Gabriella Monti che è ritornata in onda mercoledì? Dopo qualche annetto, ma lei fa così, sta 20 anni in onda, poi si ferma un paio d'anni e poi ritorna. Ogni mercoledì alle 15 ritorna la storica trasmissione di dediche e richieste con la famosa urlatrice del clan Celentano degli anni 60-70, Gabriella Monti. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Mario, buongiorno. Ogni tanto ci sentiamo e mi fa veramente piacere sentirti. Ma volevo dire, tutto quello che si sente sempre, queste polemiche, quello lì, il segretario e cose, che per l'amor di Dio, se fosse stato uno di destra che prima era, non so, della Lega, ex consigliere o consigliere del Mattarella, aveva detto una roba del genere, veniva lapidato in piazza, smembrato, bruciato e buttate le ceneri e guai per 3 generazioni avanti e indietro, e va bene. Ma la cosa più semplice, tutte queste polemiche, ci saranno le elezioni fra un po', la gente va a votare, chi viene votato, cioè va avanti a guidare. Questo governo è stato votato da noi, sì o no? Vogliamo che governi questo qua? Alla fine del mandato, se questo qua secondo noi ha operato male, non ha fatto quello che ha detto, non ha fatto, le prossime elezioni prenderà una bastonata e si proverà a mandare su un altro. Tutte queste polemiche, cose, ho capito che i giornali e cose devono scrivere, fare, forcare se bisogno, perché da tutto commercio, però mi sembrano tutte cose assurde, per dopo alla fine il risultato qual è? O che fanno un colpo di Stato per buttarlo giù, o se no si prova ad andare avanti. Io chiedo solo a questo governo, che sembra che si avvicina un po' a noi cittadini piccoli, cose, di fare qualcosa veramente per i lavoratori delle piccole imprese, perché qui, e vedi anche tu, penso, chiudono tutti, man mano si chiude tutti, perché non ti resta attaccato a niente per poter andare avanti. Poi non lo so come si potrà fare veramente andare avanti. Non lo so. Ciao Sammy, se non ci sentiamo, buon Natale, ma che ci sentiamo ancora. Ma certo, ciao, grazie, ti aspetto prima di Natale, ma sai, è proprio quello che cerchiamo di farvi capire anche noi, e leggendo solo stringatamente gli articoloni dei giornaloni, giù il cursore, ma cercando di farvi capire dove sta la verità, ad esempio su questa storia qui di Mattarella e del suo consigliere che avrebbe certe idee. Beh, sai, e ci chiediamo, molte delle leggi che il governo sta portando avanti, abbiamo visto, e sono state ostacolate e non poco da qualcuno, soprattutto dai magistrati, ma se c'è un consigliere che consiglia magari a Mattarella che ci vorrebbe uno scossone, chissà da dove potrebbe arrivare questo scossone per far cadere questo governo che invece sembra andare avanti tranquillamente, sai, il consigliere avrà idee diverse dal consigliato, ma soprattutto il consigliato ascolterà davvero il consigliere? E come la pensano gli altri consiglieri? Sono dubbi che ci vengono, e visto che se ne può parlare senza mancare di rispetto al grandissimo presidente che abbiamo, ne parliamo. 0292947222 sul fronte fare all'amore, giustamente questo mi scrive: ma Sammy, basta la presenza di un testimone, risolto il problema. È vero, non fate mai l'amore da soli voi e vostra moglie, ci vuole il guardone, e a quel punto lui testimonia che lei non si è opposta, ok?
Stiamo scherzando naturalmente, però magari vi ho dato un'idea. Pronto? Quindi rivalutiamo la figura del guardone. Ciao. Ciao Sammy, sono Walter. Dimmi. 2 cose volevo dirti. La prima è questa: a Roma c'è il Ponentino, si mangia bene, e quando da un ministero esce una proposta di legge o un'idea, è un po' come il telefono senza fili quando giocavamo da bambini. Io lo dico a te, tu lo dici a lui, lui dice a lui, lui dice a lui. Alla fine colui che deve mettere nero su bianco scrive il cazzo che vuole, perché tutto il sottobosco romano, tutti quei burocrati magnoni, lo spoil system al 100% sarebbe la soluzione, ma è impraticabile, ci parliamo addosso. Invece la cosa che davvero mi interessava erano quei 3 ragazzini, quei 3 bambini fantastici, loro e la loro famiglia, tra l'altro una famiglia benestante. Quelli si comprano quella magistrata lì e la mettono in giardino a far sputare acqua dalla bocca nella fontanella. Come si fa a portare via 3 bambini felici, istruiti, che vivono nella natura, che non hanno nessun tipo di sofferenza, e poi vai in un campo rom, ci sono bambini che mangiano con i topi, che non sono vestiti, sporchi, luridi, e lì non interviene nessuno. Ma questo è un vero scandalo. La magistratura, e questa magistrata è equiparabile a quella di Rovereto, che disse che quel disgraziato che ha ammazzato la povera signora Iris Setti a Cazzotti aveva un gran fisico e avrebbe potuto fare le Olimpiadi. Io voglio sapere dov'è finita quella magistrata là, se è ancora in magistratura o se il nostro penna bianca Mattarella, la persona, non la figura. Il Presidente della Repubblica lo rispetto, Mattarella no, ha per caso come Presidente del CSM disposto un'indagine su questa signora e epurata dalla magistratura, mandata a fare, se ne è in grado, la bidella in una scuola di extracomunitari. Ciao Sammy. Grazie caro. Che ne pensate? Cosa vi ho messo sul tavolo questa mattina come piatto principale? Assolutamente diverso dagli altri quotidiani, e se potete andate su Facebook e condividete questa rassegna stampa anche sulla vostra pagina Facebook o speditela via WhatsApp a parenti o amici, perché mi faccio i complimenti da solo. Secondo me abbiamo fatto la differenza. C'è ancora una telefonata, pronto? Sì, pronto, cerco di essere veloce. Ciao. Spero che non mi interrompa. Nulla, mi riferisco alla parola democrazia. Io vedo tanto odio e addirittura sento parlare di nemici da una parte e dall'altra degli schieramenti politici. Ora io mi domando, ma siamo sicuri che questa è democrazia? Tutta questa cattiveria, tutta questa volgarità, cioè non c'è un minimo di collaborazione tra gli schieramenti, e neanche in Parlamento. Negli altri paesi sono molto più maturi su questo. Quando capiscono che qualcosa vada bene a tutti, votano anche gli altri a favore, ma qui addirittura è una guerra, non è democrazia. Mi dispiace dirlo, ed escludo su questo la Lega, e gli faccio i complimenti, perché la Lega non la senti mai parlare e non la sente mai esercitare violenza, questo non lo fa mai. Ecco, questo è veramente a favore della Lega. Ecco, ho voluto dire questo. Grazie Sammy. Ma che, grazie a te. Certo, noi le prendiamo sempre, non siamo capaci di menare le mani, soprattutto nei gazebo, e anche sul fronte parlamentare, chiaramente le prendiamo molto spesso, perché siamo una squadra, ma purtroppo voi nell'ultimo giro la Lega l'avete votata poco. Adesso la moda è la Meloni, e finché non arriva uno scossone, questo governo non cade. Per fortuna ci sono sul tavolo molte argomentazioni che sono anche le vostre, che mi avete portato in anni e anni di radio, e sono sul tavolo del governo, perché la coalizione è così, c'è un programma e bisogna basarsi sul programma, e in questo programma ci sono molte cose che sanno di voi ascoltatori, voi che vivete davvero la realtà quotidiana. E grazie soprattutto per i vostri messaggi al 340 6709 659, ce ne sono ancora moltissimi da leggere. Tranquilli, è una minaccia, non me ne vado a casa, io ritorno con voi questa mattina alle ore 11.